Amici bellini, lo so, non è più martedì, non è mai martedì, cioè non è, è sempre martedì, però non è sempre domenica, voglio dire, anche per De Laurentiis, che in questo caso si troverà di fronte ad una scelta, ad un bivio, insomma, ad un dubbietto. Vogliamo, cominciamo. Allora, amici belli, voi perdonerete sempre i momenti di pausa che mi prendo, il che fare, la mancanza di notizie, anche il fatto che insomma del Torino non se ne parla proprio, addirittura iscrivetevi al canale. Iscrivetevi un attimo al canale, perché mi dà l'impressione che una volta che insomma raggiunta la Champions, insomma, tematica, ho addirittura sentito testuali parole di tifosi che intervenivano alle radio, alle varie trasmissioni. Chi suo vericchiona, mi interessa, forza Napoli sempre, ma sempre, oppure quando bisogna raggiungere un obiettivo e poi dopo non ce ne frega proprio. Sempre significa sempre. Significa che ti guardi tutte le partite, anche se non c'è. E poi c'è la classifica. Lasciate un like perché voglio vedere arrivare il Napoli davanti alla Juve, se è possibile, insomma, fare il possibile per arrivare terzi. Sono pure più soldi. Qua parliamo che non teniamo soldi per rinnovare a Mertens, e questi potrebbero proprio uscire quei soldi lì dall'arrivare terzo. Io poi voglio vedere Mertens arrivare a 150. Sono talmente tante i motivi, le motivazioni per fare queste tre partite finali. A parte che ti devi togliere qualche sassolino dalla scarpa con lo Spezia, a parte che il Genoa c'ha delle difficoltà di classifica e quindi potrebbe essere disperato, non so se già retrocesso, ma insomma così. Il Torino, se voi andate a vedere all'andata, il Napoli se la cavicchiò, ma non fu una partita straordinaria, quindi ci dovrebbe essere anche un momento di orgoglio da parte dell'allenatore Spalletti contro l'allenatore Juric, che sappiamo ci crea sempre difficoltà. Però, capito, col Verona, con l'Atalanta, il Napoli mi è piaciuto, quindi possiamo anche ipotizzare una sorta di tattica, di piano gara simile a questo punto. Io vi dico la verità, già vedi, io dovrei parlare del caso di De Laurentiis, ma a me mi interessa più il campo. Già vi dico che io per esempio giocherei senza Osimhen. Pensate un pochino e dici, ma come senza Osimhen? Certo, senza Osimhen, perché a Bremer, che è un grandissimo marcatore, un grandissimo difensore centrale, probabilmente se gli togli i riferimenti potrebbe andare più in difficoltà. Allora se ci metti un Mertens la prima punta che viene incontro con gli inserimenti e rinvoltisci il centrocampo, chissà se un 4-3 con Mertens punta potrebbe essere un'idea. L'ho buttata lì. Luciano, lascia il like, poi fai quello che vuoi ovviamente, e quindi non si parla del Torino, non interessa a nessuno il Torino, eccetera eccetera. Torino che sta pure, diciamo, in una discreta forma, ricordiamo il 4-4 con l'Atalanta, insomma, vincere con l'Empoli non è indicativo, perché l'Empoli vince solamente con noi in tutto il campionato. Però sai, se vai a vedere lo stato di forma, il Torino, che non ha niente da chiedere al campionato perché è salvo e non può sicuramente aspirare a posti di Europa League, è una partita dove ci sono più, le motivazioni sono più singole, a parte gli allenatori, sono più singoli che cercano magari squadre, vogliono impressionare i possibili acquirenti, questa è la parola chiave per quanto riguarda la situazione del Napoli e del Bari, perché il Napoli ci ha provato, ha fatto ricorso e voleva tenersi aggrappato la multiproprietà, ma il ricorso è stato rigettato. Quindi entro il 24-25 il Napoli deve decidere, De Laurentiis, la famiglia De Laurentiis deve decidere, ma la decisione, quando si tratta di, non è che tu molli e lo lasci così, lo lasci cadere così, no. Per vendere devi avere un acquirente. È sempre questo il punto chiave che molti in questa narrativa non capiscono. Il Napoli vende, cioè De Laurentiis vende il Napoli perché ci fa più soldi. Chi ti sta offrendo cosa? Perché noi aspettiamo sempre a Bezos. Nel frattempo il compagno di Bezos, Elon Musk, ha speso 45 bilioni di bilioni, non biliardo con stecca, biliardi, per comprare Twitter. E c'era una statistica, si sarebbe potuto comprare con quei soldi i 20-22 club più importanti di calcio del mondo, a partire dal Real Madrid. Potevi comprare contemporaneamente Real Madrid, Barcellona, Bayern di Monaco, Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain. Se li poteva comprare tutti con quei soldi. Ne potevi comprare un paio.
uno per ogni 5 campionati importanti. Bravo Ancelotti che li ha vinti tutti. Come mai si compra Twitter, che non è niente di tangibile, e non si compra una squadra di calcio? Aspettiamo sempre Bezos. Voi immaginate di essere immaginate di essere uno di questi due, Elon Musk e Bezos. Vi interessa, vi incuriosisce il calcio improvvisamente, come se il calcio fosse lo sport, per noi è lo sport più bello del mondo, ma non in giro nel mondo. Se parli con gli americani qua a New York, dice ma che palle, cioè il partito finiscono 0-0, nessuno segna, fate le porte più grandi. un amico mi diceva, se fate le porte più grandi e si segna di più, magari è più divertente. Pensate un po' come ragione. Vi incuriosisce il calcio, vi fa ridere che i giocatori si buttano a terra e piangono quando non vengono nemmeno toccati. Benissimo. Perché vi dovreste andare a comprare? E sotto mi scriveranno sicuramente, tu odi Napoli, sai sempre a dire. No, è un ragionamento che facciamo insieme. Iscrivetevi al canale Telegram. È un ragionamento. Perché vi dovreste prendere? Diciamo che il Napoli è la quarta squadra d'Italia, ok? Seppure arriviamo terzi, in questo momento siamo la quarta squadra d'Italia, perché l'Inter, il Milan e la Juventus vanno considerate per storia comunque superiori a noi. Diciamo che noi ci siamo inseriti perché l'Atalanta è in caduta libera, perché la Roma che già ha una nuova proprietà, perché la Lazio, ecco la Lazio simile, con lo Tito De Laurentiis simile, però progetti che devono rimettersi in piedi eccetera eccetera. Insomma, il Napoli è la quarta società d'Italia. Benissimo, un'Italia che non va al mondiale, quindi non è nemmeno considerata tantissimo. Un curioso che si va a vedere le statistiche dell'Italia vede pochi punti, vede l'Inter che pareggia 7 partite consecutive. Non è un campionato proprio eccezionale, la Premier. C'è il Chelsea che non si capisce che devono vendere eccetera eccetera, la guerra, i russi eccetera eccetera. Tu che tieni i soldi illimitati ti vai a prendere il Napoli perché c'è il Vesuvio, i mantelli eccetera eccetera, o ti vai a prendere il Chelsea che ha vinto una Champions League testè, capite quello che vuol dire? Che ha strutture, che ha storia, che ha già una squadra che può competere competitiva. Oppure no, tu ti pigli una squadra, oppure non ti prendi una squadra indebitata, perché non avere debiti non è un vantaggio. Molto spesso l'abbiamo visto, si preferisce prendere una squadra indebitata, devi ripianare i debiti bene, ok, ma se stai facendo questo acquisto hai la possibilità di farlo, e una volta che hai ripianato i debiti c'è la prospettiva di crescita, il business plan che ti fa crescere quando hai strutture. Se invece non hai strutture, non hai debiti, però devi ricominciare tutto da capo perché non hai niente da offrire a una società, a un'azienda, diventa un po' più complicato. Le squadre indebitate rispetto al loro valore complessivo iniziale hanno un valore minore perché sono indebitate, e alle volte più uno a fare quello. Questa è una riflessione. Ora, nel momento in cui il Napoli si troverà di fronte a questo bivio, perché dovrà farlo, perché non è possibile creare un nuovo caso Salernitana-Lazio dove si trovano nella stessa Serie A con la stessa proprietà, non è possibile, si fanno cose brutte, e se si vede che sono state fatte cose brutte, chi vende De Laurentiis? Vende il Napoli o vende il Bari? Questa voi vi potete sbizzarrire nei commenti. Io dico così a istinto, senza saper né leggere né scrivere né suonare, che è più facile che vende il Bari, perché il Napoli storicamente tutte queste offerte non le ha mai avute. Il Napoli non ha avuto offerte nemmeno quando all'epoca valeva pochi milioni, ne valeva una trentina dai tribunali, vi ricordate, Gaucci eccetera eccetera, e nessuno era interessato. Ma sono passati tanti anni, giusto, il Napoli nel frattempo è cresciuto, giustissimo, ecco perché vale anche parecchio di più. E questo parecchio di più, che sono le richieste di De Laurentiis, che sono altissime, almeno a quello che ci dicono, non so quanti sono in grado di fare questo tipo di investimento, che poi deve essere a lungo termine per rientrare e per fare dei soldi, perché scordatevi che arriva uno che per amore del sole, della pizza e del mandolino, tifoso del Napoli perché il nonno e il bisnonno erano napoletani di Terzigno e si sono trasferiti all'estero, e improvvisamente comprano il Napoli per fare i mecenati. Questo ve lo dovete dimenticare. Però siamo nel momento in cui alcuni fondi comprano le squadre, vediamo il Milan che sta succedendo, dovrebbe poter succedere. Il fatto strano è che proprio per il Napoli non ci sono mai state offerte. Allora potrebbe essere che se qualcuno ha interesse effettivamente di investire nel calcio,
probabilmente una squadra in ascesa come il Bari, che è stato promosso in Serie B recentemente, potrebbe essere più appetibile rispetto a un Napoli che sta lottando lì. Se poi uno cerca delle notizie e si informa, perché non è che uno si compra a scatola chiusa, si informa sui tifosi, si informa quanto il marketing funziona, eccetera eccetera, quanti follower social c'hai, come gestisci. Andiamo a vedere il canale ufficiale della società sportiva Calcio Napoli di YouTube. Indirmi 207.000. Ma 207.000 li fa... Quale range stavo pensando nei bar? Ma li fa coso? Dumfries probabilmente. Cioè, rendiamoci conto, ecco perché, dovendo io buttare lì una cosa, penso che il Bari possa essere più appetibile, costa di meno, i costi di gestione sono inferiori, se fai bene le tue cose puoi giocarti le tue chance, arrivare in Serie A o restare in Serie A seconda di come sarà gestita la cosa, e quindi con aspettative diverse, perché in questo momento il tifoso del Napoli, vi ricordate che ci eravamo scocciati di partecipare e di arrivare secondi, adesso ci siamo scocciati di arrivare in Champions League perché partecipiamo solamente. Io ieri ho guardato il Villarreal, una squadra, una città così piccola, tifosi bellissimi, uno stadio caldissimo, hanno fatto un primo tempo straordinario, mi ero scritto tutte cose bellissime, Emery, Albiol, è un'impresa storica comunque, anche se escono malamente, ma perché il Liverpool si toglie le ciabatte, si mette gli scarpini e ti distrugge. Ecco, il Napoli in questo momento non mi sembra fare questo percorso di crescita, no? Villarreal vince l'Europa League e poi si fa l'esperienza importante in Champions League. Il Napoli in Europa, quando è stato in Europa League, non è andato oltre, anzi ci siamo forse comportati meglio in alcune stagioni in Champions League, i famosi 12 punti eccetera eccetera, o qualche partita straordinaria. Divertiamoci, dico io, divertiamoci in Champions League, vediamo di essere performanti, di divertirci, The Champions eccetera eccetera. I giocatori vanno in vetrina, come ha detto Ancelotti, e Ancelotti, se magari, Spalletti, e quindi chissà cosa ci riserva il futuro, perché il Napoli in questo momento storico si trova di fronte a una probabile rivoluzione, perché non solo sappiamo che ci sono tutti i giocatori in scadenza che dovranno essere sostituiti, ma si parla proprio di mercato, si parla di quelli là che invece hanno ancora qualche anno di contratto, Zielinski, Fabiano, lo stesso Osimhen, te li vendi così puoi fare, mamma mia. Sarà una vera e propria rivoluzione, e chissà che in questa rivoluzione, confermato Spalletti, dove ci instaureremo come griglia e come prospettive l'anno prossimo, perché usciamo subito dalla Champions League, non arriviamo terzi per andare in Europa League, arriviamo quarti, qualcuno vi dirà, così ci possiamo concentrare sul campionato e ricominciamo da capo. Da New York, Valerio Fluido e tutto, le cose della quarantena, della cosa, era una bolla di sapone come vi avevamo detto, è tutto ufficiale. State tuned per le varie live, le cose che succedono, perché non si può mai sapere, ci sono cose importanti, stasera, mercoledì, sapete dove andare, Caffè Napoli TV, eccetera, eccetera. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credibili. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.